E se un nomade si comporta bene, è il fratello di Gio Formaggio. Se un nomade si comporta bene, è suo fratello. Lui è Gio Formaggio da Albettone, l'ex sindaco sceriffo, oggi consigliere regionale veneto. È lui a rispondere all'appello lanciato su Rete Veneta dal direttore del centro commerciale di Strada Padana a Vicenza, che ci aveva chiamato per segnalare il problema che abbiamo con i nomadi, che ancora persiste e che quindi dobbiamo risolvere assolutamente e rapidamente. Il problema è il degrado, la sporcizia, come spiega il proprietario di un'area commerciale in questo centro. C'è il problema appunto della sicurezza, che non ci sentiamo sicuri, e il secondo problema è fanno sempre disastri in giro, sporcano. Dopo il servizio è andato in onda su Rete Veneta, ha raccolto questo grido di allarme il consigliere regionale Gio Formaggio. Ringrazio Rete Veneta perché ormai state diventando meglio di Striscia la Notizia nel raccogliere i problemi del Vicentino. Molto meglio. Molto meglio di Striscia la Notizia. A parte gli scherzi, vi ringrazio perché il capo dei Rom, Sinti e Camminanti un giorno mi ha detto: caro Formaggio, leggiti la Costituzione. Io mi sono letto la Costituzione e la Costituzione parla che siamo tutti uguali di fronte alla legge. E allora se Gio Formaggio risponde perché danneggia una macchina, perché sporca in giro, perché fa dei furti o fa qualcosa, devono rispondere anche gli altri. Ho già informato il sindaco e il presidente della provincia e abbiamo già parlato con i vigili che stanno cominciando a essere più presenti in quest'area e arriverò a scrivere anche al ministro dell'interno. C'è una situazione di degrado a Vicenza che a me non sta bene e voglio che Vicenza torni una città sicura dove è bello venire a vedere le cose belle e a spendere i propri soldi a Vicenza. Vi ricordo che siamo la terza provincia più ricca d'Italia e non possiamo permetterci questo degrado. Bene, è soddisfatto della risposta del consigliere regionale Gio Formaggio? Assolutamente sì, anche lo ringrazio perché si è messo a disposizione come il dottor Rucco, come tutti, e spero di trovare una soluzione rapidamente perché stiamo veramente soffrendo e abbiamo bisogno di aiuto. E allora anche noi di Rete Veneta ovviamente continueremo a monitorare la situazione, la porteremo avanti, non molliamo, dunque la questione non finisce qui ma continua.